Nella mia squadra quasi tutti sono votati e votati con tante preferenze. Il neosindaco di Mogliano Davide Bortolato spiega così come ha scelto i nuovi componenti della giunta: capacità, competenze e i voti ottenuti alle urne. E allora eccola la squadra che affiancherà il primo cittadino, 3 uomini e 2 donne, a parte il vice. Con un'esperienza politica alle spalle, gli altri sono tutti new entry. Anche per questo Bortolato ha deciso di tenere al momento per sé alcune deleghe: bilancio e tributi, lavori pubblici, ambiente e progetti strategici. Particolare attenzione all'ambiente, puntando sulla raccolta dei rifiuti, mettere mano alla carenza di impianti sportivi tra le priorità del sindaco e poi Quindi subito un piano della viabilità e dei parcheggi. il vice sindaco Giorgio Copparoni, già assessore della giunta Azzolini, con delega alle attività produttive, cultura e turismo, guarda al rilancio del commercio. Dobbiamo pensare ai parcheggi, ad incentivi per i commercianti. La città deve pensare alla cultura anche come strumento economico per rilanciare un'idea di città. Al centro poi la questione sicurezza, per rendere Mogliano più sicura con l'installazione di nuove telecamere ad alta definizione, spiega il neoassessore Carlo Albanese, con delega anche ai rapporti con i quartieri fondamentali per la nuova giunta. 2 gli obiettivi a breve termine. Chiudere la partita con l'assessore alla protezione civile per quanto riguarda la definizione della base della protezione civile a Bonisiolo, chiudere la partita con il prefetto per quanto riguarda il controllo del vicinato. Trasformare Mogliano in un comune cerniera tra le 2 grandi città confinanti, Venezia e Treviso, rendendola fruibile per i cittadini e attrattiva per il turismo, e su cui punta Martina Cocito, con delega all'urbanistica e alle politiche educative. Intendo convocare, spiega, gli operatori della scuola per capire le priorità. L'intenzione è quella di vedere, di trovare dei fondi europei per poter finanziare anche i progetti scolastici. Emergenza abitativa e attenzione agli anziani, le priorità del neoassessore Giuliana Tocchet. Per i meno giovani, pronto il progetto di invecchiamento attivo e co-housing per persone ancora attive ma sole. La preparazione di piccoli appartamenti dove le persone che non sono da casa di riposo ma sono sole troveranno una giusta collocazione. Il più giovane della squadra, Enrico Maria Pavan, 26 anni, con delega allo sport, nella sua agenda la realizzazione di una piscina comunale e nell'immediato arrivare a settembre con le strutture che non siano più fatiscenti e quindi di fare le prime manutenzioni di emergenza e garantire a tutti i ragazzi iscritti il proseguimento delle stagioni sportive.